Meteo in Veneto la fase più critica tra la mezzanotte e il mezzogiorno di domani, attesi fino a 130 mm di pioggia, dice l'assessore Bottaccini, istituita l'unità di crisi, i terreni sono già saturi. Osservata speciale la fascia pedemontana già pesantemente colpita da Asolo a Castelfranco, tra cittadini e negozianti e corsa ai sacchi di sabbia, ci si prepara a nuove ore di apprensione. Allerta anche nella bassa padovana tra Campo San Piero e Megliadino San Vitale, qui il canale Fratta fatica a defluire e le idrovole sono operative al 50%. Intanto la CIA fa una prima stima di danni per le colture in Veneto, almeno 50 milioni, ma è un bilancio in evoluzione destinato a peggiorare. Scende dall'autobus per tornare a casa da scuola, 12enne travolto da un'auto, il dramma a Campo d'Arsego, ragazzino è gravissimo in ospedale. Omicidio Nardelli, condannati a 24 e 21 anni, cugini moldavi accusati di aver picchiato a morte il 32enne nel vano di un ascensore a Mestre, quasi del tutto accolte le richieste della procura. Il presidente del Movimento 5 Stelle in Veneto per la campagna elettorale delle europee attacca il governo Meloni: con questa politica economica diventeremo fanalino di coda in Europa. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la nuova allerta rossa che interessa la nostra regione per il maltempo dalla mezzanotte di oggi. Sentiamo. Tradotta in maniera molto semplice, sarà allerta rossa ancora nelle prossime 24 ore, nel senso che già in serata avremo precipitazioni. Potrebbero non essere problematiche se non avessimo avuto ovviamente tanta acqua nelle giornate passate, quindi il terreno oggi non è in grado di ricevere e assorbire quell'acqua che altrimenti assorbirebbe. Sarà dunque lo stato di saturazione del suolo stavolta a fare la differenza nell'evoluzione di questa nuova allerta meteo, con l'ultimo bollettino del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile che segna rosso nel bacino Alto Brenta Bacchiglione Alpone e in quello Basso Brenta Bacchiglione. Il resto del Veneto è prevalentemente arancione, piove sul bagnato e non è un modo di dire. La parte principale dell'ondata ce la dobbiamo aspettare tra la mezzanotte e mezzogiorno di domani, con precipitazioni estese, fenomeni temporaleschi e precipitazioni che come livelli massimi possono anche superare i 130 mm. La zona più colpita è quella della pedemontana. Questa è la fotografia scattata dall'assessore Bottaccin, che ha già istituito l'unità di crisi con le previsioni che sono in verità allarmanti per l'intera settimana. Domani sarà forse la giornata più brutta, le precipitazioni saranno abbastanza estese, persistenti, e il pomeriggio anche a carattere di temporalesco, quindi estremamente instabile visto le temperature che sono cresciute. Poi dovremmo avere un miglioramento già in serata, mercoledì mattina ancora una pausa e poi di nuovo il pomeriggio ancora precipitazioni. Le carte parlano chiaro, dice il generale Iannicelli, che fa un primo bilancio di stagione. Una brutta primavera dal punto di vista meteorologico. Certo che con i cambiamenti climatici ora si è tutto accentuato, quindi peggioramenti intensi, precipitazioni abbiamo visto, temperature che passano da nettamente superiore alla media, come abbiamo avuto qualche settimana fa, a nettamente sotto la media. Questa è l'instabilità, questo è il nuovo tipo di tempo con cui dovremo fare i conti nei prossimi anni. Resta sull'emergenza di queste ore Bottaccin da evitare scantinati e zone interrate, non solo. Durante i fenomeni intensi, qualora non sia necessario, è bene non spostarsi da casa, ma soprattutto io dico sempre, quando i fiumi sono in piena, stare distanti dagli argini e distanti dai ponti. Ed intanto è corsa ai sacchi di sabbia, andiamo a Asolo con il nostro Lucio Zanato. A te Lucio, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Volevo con Tommaso Migot farvi vedere i sacchi di sabbia già depositati a terra da parte dei cittadini. Sono in via Giorgione, però quella vera apprensione, il vero stato veramente di attenzione da parte dei cittadini asolani è tutto in questa coda chilometrica. Pensate, ci sono oltre 2 chilometri di coda che sono gestiti dai carabinieri per venire a prendersi i sacchi di sabbia. Allora entriamo qui nel magazzino comunale giusto per capire. Buonasera, a che punto è
arrivato, quanta gente? Signori, Penso il numero. stiamo lavorando. Grazie, vedete che qui c'è molta tensione. Allora intanto vi faccio vedere da quest'altra parte le persone che stanno caricando, vedete che ci sono volontari, c'è la protezione civile, ci sono le persone che in questo momento stanno facendo su i sacchi di sabbia. E allora adesso vediamo se riusciamo anche a raggiungere il vice sindaco Dalla Rosa. Guardate qui, tutti in catena a preparare i sacchi di sabbia che poi vengono costantemente caricati e portati nelle varie abitazioni. Allora raggiungiamo velocemente il vice sindaco Dalla Rosa. Vice sindaco, buonasera, qual è la situazione? La situazione adesso, prima di tutto stiamo portando via i rifiuti, che è la cosa che dà più fastidio di tutti e potrebbe creare delle problematiche. Abbiamo messo in piedi una forza speciale anche con la Contarina che ci si impegnano da domani in 2 giorni a portare via tutto. Però domani chiamano tanta pioggia. Speriamo che venga più diluita rispetto a quella che c'è stata. Intanto nell'immediato da stamane c'è nell'alveo del Muson un paio di RUPS escavatori che stanno lavorando per rafforzare gli argini mandati su dal Genio e sono stati veloci e stanno lavorando bene. E ci stiamo attrezzando consegnando dei sacchi di sabbia per mettere davanti i boccaporti. C'è tanta apprensione da parte della gente. Tantissima paura perché c'è stato un danno enorme. E senta, per ultimo, ieri abbiamo dato conto di qualche cittadino che si è sentito solo, cosa si sente di rispondere? In questi frangenti, quando arriva un'alluvione, quando arriva con qualcosa di immediato, di catastrofico, qualcuno purtroppo rimane un po' fuori, perché sono tanti gli interventi da fare, si sono prodigati dalla protezione civile, vigili del fuoco. Insomma, tutto quello che si poteva fare si è fatto. Tutto quello che si poteva fare si è fatto. Va bene, allora con l'ultima immagine, Marta, dei volontari che stanno riempiendo i sacchi di sabbia, restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato, e da Asolo andiamo a Castelfranco. Anche qui c'è tanta apprensione, non si è ancora terminata la conta dei danni della precedente ondata. Vediamo. Gli uomini che verranno oggi andranno a prendere alla protezione civile altri sacchi, ci organizziamo, cerchiamo di far entrare gli ospiti da qua dietro, se ci lasceranno passare, e dobbiamo arginare davanti. Nemmeno il tempo di terminare la conta dei danni è ancora in corso ed ecco che una nuova ondata di maltempo torna a spaventare l'area di Castelfranco, già provata dalle recenti precipitazioni. All'hotel Almoretto, che comunque è aperto al pubblico, si continua a lavorare senza sosta per ripristinare la zona degli scantinati, tante le manifestazioni di solidarietà arrivate in queste ore soprattutto tra i più giovani. I ragazzi del rugby di Castelfranco, perché ero disperata e quindi ho chiamato chi conoscevo, 4 ragazzi meravigliosi. Ecco, quindi avevo dei dubbi sui giovani di oggi, ma ci sono i ragazzi bravi, meravigliosi, ci sono, soltanto che nessuno ne parla e questo mi fa molto male. Capire quanto è andato perso a livello economico è ancora complicato. Adesso si fa fatica a capire perché poi c'è tutto l'arredo, i libri, quello che siamo riusciti a recuperare, poi quantificare i bancali così di merce che è mista tra fango è quasi impossibile, poi c'è impianto elettrico, infrastrutture informatiche, si fa fatica così, però diciamo che spanometricamente dai 100 ai 200 ci siamo tutti. L'acqua in alcuni casi entrava dai muri come per la vicina parrucchieria di via Fabio Filzi, tutto ciò che era in magazzino è da buttare, capelli, estensioni, parrucche e prodotti. Se io devo pensare al magazzino, devo parlare all'ordine di 10.000 euro di prodotti, tra tutto un insieme. Si vede nelle bolle del muro, praticamente tutta l'acqua filtrava, ieri queste erano gonfie e man mano cedono acqua. Adesso noi con l'idropulitrice, man mano che laviamo il muro, ma a un'altezza di 1,5 metri, butta fuori acqua marrone. Perché qua è proprio tutto quanto entrato per il terreno impregnato. Gli stessi vigili del fuoco dicevano: noi tiriamo fuori ma torna dentro dai muri. E da Castelfranco al Padovano anche qui si sta lavorando senza sosta per distribuire i sacchi di sabbia. Il Fratta fa fatica a defluire, quindi l'acqua da parte del consorzio di bonifica viene pompata, ci sono delle idrovere
con dei meccanismi che ovviamente vanno a regolare l'acqua, però secondo i protocolli previsti appunto tra Consorzio e Genio devono lavorare al 50% in una situazione in cui il Fratta purtroppo è a livelli ancora alti. La situazione rimane critica a Megliadino San Vitale, nella Bassa Padovana, dove l'acqua ancora non è defluita. Il canale Fratta non riceve le idrovore, dunque sono a metà servizio. La zona delle valli Mocenighe resta allagata e i vigili del fuoco con la protezione civile in questi giorni stanno continuando a mettere in salvo i tori di un allevamento che è stato allagato. L'allevamento di tori è stata prevista lo spostamento delle bestie da venerdì pomeriggio e quindi in questi giorni si sono avvicendati dei camion che hanno trasportato. Questa mattina dovevano essere presenti rispetto a un totale di circa 3.000 tori, 2.800. Stamattina eravamo rimasti attorno ai 200 capi. È chiaro, si tratta di una situazione da circa 4-5 giorni, le bestie non riescono a mangiare e quindi hanno difficoltà anche a potersi sdraiare, quindi a dormire, e ovviamente coloro i quali non reggono più fanno fatica perché vanno sull'acqua. La provincia di Padova guarda con apprensione alle prossime ore i temporali previsti che andrebbero a colpire una zona ancora sofferente e carica d'acqua. Sul fronte alta padovana, dopo il ripristino dell'argine sinistro del Musone, il Genio Civile sta continuando a monitorare la situazione, che è migliorata, mentre la protezione civile provinciale sta preparando nuove scorte di sacchi di sabbia. Come protezione civile abbiamo organizzato un ripristino delle scorte di sacchi da parte dei volontari che hanno lavorato sabato e anche domenica e ancora oggi stanno lavorando per ricreare quelle scorte che abbiamo utilizzato in questi 3-4 giorni di emergenza. E paura anche a Vicenza, Bacchiglione e Retrone tornano sorvegliati speciali. Allarme rosso nel Vicentino sia per il rischio idraulico sia per il rischio idrogeologico, previsti temporali intensi in città tra le 2 di notte e le 7 del mattino, con criticità che potrebbero interessare le aree vicine al Retrone. Zona industriale, via Fusinato, Santi Apostoli, allo stadio e alle vie San Sigoli e Cappellari. Successivamente nel pomeriggio di domani è atteso un innalzamento del livello del Bacchiglione. Per far fronte alla nuova emergenza si è riunito questo pomeriggio il COC. Gli 8 punti di distribuzione dei sacchi di sabbia sono stati tutti rimpinguati e sono a disposizione dei cittadini. È arrivata un'allerta rossa da parte della Regione, quindi seguiamo attentamente, in vista delle precipitazioni previste per questa sera, la situazione. I sacchi di sabbia sono nelle posizioni che erano state individuate già la scorsa settimana e che si trovano sul sito del Comune. Teniamo tutti aggiornati nelle prossime ore sull'evolversi della situazione. Idrovore già posizionate nelle zone più critiche e AMCPS sta provvedendo a chiudere provvisoriamente con dei pannelli la breccia che si era creata durante la piena della settimana scorsa sul muro della scuola Dame Inglesi sul Bacchiglione. L'intervento definitivo sarà eseguito prossimamente dal Genio Civile. A Vicenza, Bacchiglione e Retrone tornano quindi ad essere monitorati. Il Presidente Zaia e l'assessore Bottacino hanno spiegato in queste ore che il grande problema è che i fiumi, ma in generale anche i terreni, le reti di scolo sono piene d'acqua, non hanno ancora completato il deflusso dell'acqua che era piovuta la scorsa settimana e quindi piove davvero sul bagnato in questo caso, e quindi il rischio è che non ci sia la capacità da parte della nostra rete idrica di assorbire tutta l'acqua che è in programma in arrivo nelle prossime ore. Ed intanto nelle campagne zuppe d'acqua è iniziata la conta dei danni. E sicuramente i danni sono ingenti, sia diretti alle coltivazioni e ai prodotti, sia indiretti perché non consentono agli agricoltori di effettuare gli interventi che dovrebbero essere fatti in campo in questo periodo. La stima è ancora in evoluzione, ma certo i danni delle esondazioni degli ultimi giorni al comparto agricolo sono ingenti, almeno una 50 di milioni di euro secondo CIA Veneto. Primo raccolto a risentirne sarà quello delle ciliegie. Alcune produzioni, in particolare le varietà più precoci di frutta, parlo principalmente delle ciliegie, insomma, che con queste precipitazioni sono arrivate ad avere danni ormai prossimi al 100%. Danni pesanti anche ai seminativi. Come vediamo, ovviamente avere le culture in campo oppure di recente semina come il mais ad esempio, dove il problema dell'asfissia radicale comporta la morte sostanzialmente delle piantine che sono
da poco state messe a dimora, la necessità di dover sostanzialmente riseminare quando le condizioni lo consentiranno. Ma a subire conseguenze negative saranno anche grano, frumento e orzo, che hanno le spighe in fase di maturazione, come pure le viti, che pur potendo sopportare qualche giorno di ristagno idrico, sono ora più esposte alle malattie. Attualmente tutte le principali vitigni del nostro territorio si stanno avvicinando, sono già in fase di fioritura e quindi qui c'è il rischio che partano delle malattie importanti come la peronospora, come la botrite, che possono compromettere la produzione di un anno. La cronaca ora con l'omicidio di Lorenzo Nardelli. Nel pomeriggio è arrivata la sentenza di condanna per i cugini Rusu, che lo scorso 9 agosto hanno picchiato brutalmente il 32enne di Mestre all'interno dell'ascensore di un condominio fino ad ucciderlo. 24 anni a Radu e 21 anni a Marin, ne erano stati chiesti 21 e 26. Ed ora ancora cronaca con una tragica notizia dal Padovano. Uno studente delle scuole medie di Campodarsego è stato investito oggi pomeriggio mentre attraversava la strada dopo essere sceso dallo scuolabus. Le sue condizioni sono gravi. Un colpo forte che lo ha fatto sbalzare sull'asfalto. In via Pioga a Campodarsego sono circa le 15 quando un ragazzino di 12 anni, appena sceso dal bus che lo stava portando a casa, viene colpito da un'auto mentre sta attraversando la strada. Lo studente cade a terra battendo la testa con violenza. Immediati soccorsi allertati dall'autista del bus e dell'Audi A6 che lo ha investito. Sul posto è atterrato in pochi minuti l'elisoccorso del SUEM 118 che ha trasferito il minore nel reparto di pediatria di Padova. Il 12enne ha perso molto sangue, ha subito un trauma cranico, la prognosi dunque è riservata. Il conducente dell'auto che lo ha investito è un 58enne padovano, risultato negativo all'alcol test. La polizia locale del campo Sampierese ha eseguito i rilievi e in queste ore sta ascoltando i numerosi testimoni per ricostruire quanto è accaduto nell'incidente. Non è chiaro il punto preciso in cui il 12enne, che abita proprio davanti al punto in cui l'autobus si è fermato, abbia attraversato la strada. L'autista dell'auto che lo ha investito infatti proveniva dal senso di marcia opposto e può darsi che non lo abbia notato. Forse il 12enne ha attraversato dietro il bus, ma questi sono dettagli che solo i testimoni oculari potranno fornire alla polizia locale. Sotto shock il conducente dell'auto. La politica ora, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in Veneto per la campagna elettorale delle europee. Attacca il governo Meloni: con questa politica economica finiremo fanalino di coda in Europa. Vogliamo mandare in Europa un nutrito gruppo di europarlamentari che saranno dei costruttori di pace, si batteranno per combattere l'austerità che purtroppo ci sta arrivando addosso, soprattutto farà male molto all'Italia col patto di stabilità. Si tratterà di tagliare sulla sanità, sulle politiche sociali e questo lo possiamo permettere. In Veneto per incontri elettorali in vista delle europee, Giuseppe Conte illustra i punti chiave del programma pentastellato, dalla transizione ecologica ai diritti civili al salario minimo. Sullo sfondo le questioni nazionali, con un attacco al governo sul recente decreto Superbonus approvato al Senato. Uno Stato non può retroattivamente rimangiarsi un impegno formale che ha scritto lo Stato, questo governo, nei decreti precedenti. Il governo Meloni ne ha fatti 6 di decreti e adesso li sta rimangiando tutti con le norme retroattive, lasciando in braghe di tela famiglie e imprese. Questa cosa è vergognosa e stanno pure litigando all'interno del governo anche su questo. Conte rilancia quanto fatto per l'economia del paese nel periodo drammatico della pandemia. Abbiamo dimostrato che con queste logiche di espansione oculata aggiungo, riesce a ridurre meglio il rapporto debito-PIL, 17,6 punti in 3 anni. Loro con la logica dell'austerità non ci riusciranno mai. Siamo ritornati al patto di stabilità. Avremo un nodo scorsoio giugulatorio al collo dell'Italia che ci impedirà di crescere, quindi ritorneremo fanalino di coda in Europa. È tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, la sigla subito dopo il meteo. Arrivederci.